Dichiarato morto, si sveglia e rivela: Gesù mi ha riportato in vita. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi la storia di un ragazzo americano di soli 17 anni, il quale, originario del Texas, stava giocando a football con i suoi amici quando purtroppo all'improvviso si è accasciato e è stato immediatamente soccorso dai medici presenti sul posto, ma purtroppo il ragazzo ha avuto un arresto cardiaco che è durato per ben 20 minuti, dopodiché il suo cuore ha ricominciato a battere ed è entrato in coma ed è stato in coma per 3 giorni. I medici hanno avvertito la famiglia che anche qualora il ragazzo fosse riuscito ad uscire dal coma, il suo cervello e i vari organi sarebbero stati gravemente compromessi dal fatto che non avevano ricevuto l'ossigeno per circa 20 minuti, per cui il ragazzo avrebbe probabilmente fatto una vita da vegetale praticamente, quindi avrebbe riportato sicuramente dei gravissimi danni. Ma ecco che il terzo giorno questo ragazzo in maniera improvvisa e inaspettata si è risvegliato dal coma e le sue condizioni di salute sono apparse perfettamente normali. Gli organi, cervello compreso, cuore, tutti gli organi non avevano riportato nessun tipo di danno e il ragazzo è potuto tornare alla sua vita normale. Quello che è veramente singolare è il racconto che il ragazzo ha fatto di quei 20 minuti in cui è stato dichiarato clinicamente morto. Ha detto questo ragazzo: ho visto un uomo con degli intensi occhi azzurri, la barba ed i capelli lunghi. Tutto intorno a me risplendeva di una luce abbagliante e c'erano degli angeli che cantavano in coro. Dopo un istante in cui mi sono sentito spaesato, ho compreso: quello era Gesù. Gesù ha messo la sua mano sulla mia spalla e mi ha detto che tutto sarebbe andato bene. Mi ha fatto sentire come se qualcuno stesse vegliando su di me. Ecco, questo è il racconto fatto da questo ragazzo, un racconto che ha dell'incredibile e che spiegherebbe il fatto della sua guarigione miracolosa, cioè il miracolo che i suoi organi non abbiano risentito della mancanza di ossigeno per 20 minuti. Sicuramente c'è stata una mano soprannaturale che è intervenuta salvando questo ragazzo da danni permanenti al cervello e agli altri organi del corpo e che lo ha riportato alla vita normale, insomma, ecco, in perfette condizioni di salute. Bene, lodiamo il Signore per questo potente intervento che ha compiuto nella vita di questa famiglia e lo lodiamo e lo benediciamo e lo preghiamo, ecco, di vegliare sempre su di noi come ha vegliato e continua a vegliare sulla vita di questo ragazzo. A presto, carissimi.